migliore ascolto consigliamo l'utilizzo degli auricolari. Grazie. La batteria, ah no, adesso ho ripreso. Ok. Bene. Ok, siamo usciti perché non si sta molto bene oggi qui. Le altre 2 volte che siamo state non ho avuto le sensazioni che ho avuto oggi. Per cui siamo uscite, quello che abbiamo preso abbiamo ripreso, non è causa nostra, evidentemente non siamo gradite oggi. Perché poi dipende, almeno i portali che si aprono quando tu vai lì. Non ho mai avuto un peso qua, prima la gola, io non ho mai avuto una sensazione di No, a mal me di mi ha testa in preso, vita mia. mi ha Io fatto qua, anche a me mal di testa. Qua, non ho mai Sì, avuto in vita mia un mal sul di testa. sesto chakra, Ho pressione qua. sul cuore tu. A me mi ha preso la testa. A un certo punto avevo la testa che mi girava, Non riesco a capire. ma l'altra volta non mi ha fatto queste Eh. sensazioni. Evidentemente si è aperto qualche altro portale, perché non sono sempre gli stessi. Dipende da tante cose. L'altra volta erano più comunicativi, adesso era solo una voce di un uomo che ha risposto. Cioè sensazioni proprio a livello energetico. Sì. Poi non lo so perché una volta che elabori tutto, magari qualcosa può anche così. Però, siccome voi stavate registrando, diciamo, dalla parte dove c'era Il camino? il camino, io ho pensato di guardare dall'altra parte. E cos'è? Siccome mi sono voltata, dopo un po' la pressione stava scemando. Quindi vuol dire Che è proprio lì, è su quel punto lì. Esatto. Adesso qui sopra c'è praticamente il piazzale dove erano messe le artiglierie. Io qua l'altra volta, in tutte e 2 le occasioni, una volta non sono proprio salita, e la seconda volta che sono andata su, Sì. non ho pensato di fare una sessione di Spirit Box. Stavolta la faremo. Sì. E neanche con l'Eco Box l'ho fatta, cioè proprio non mi è venuto in mente. Comunque non rimangono sempre certi tipi. Sì, si sposta. Energeticamente Si spostano. non è perché lì ne trovate di più. Lo e so, quello. lo so, Per ma cui è il momento bisogna sia di vedere, come sei tu, che percepisci, sia come se loro vogliono. farsi sentire. Stanno mandando, oh, ragazzi, pieno di messaggi in continuo che mi sta arrivando. Ma è roba urgente, devi andare No. a casa, non so, cose strane. Ah, volerei. Se non mi porti a casa di sicuro. Mentre risulta Ragazzi, guardate che roba. Spettacolare. Aspetta, la riprendiamo ancora un po'. Che Se bello. volete dopo andiamo anche su a Pinzano, sul castello. Vedete voi, perché si dovrebbero fare un casino di robe, non lo so. È stupendo. E da Pinzano riesci a vedere anche Ragogna, il castello di Ragogna dall'altra parte. Non so se si riesce a vederlo anche da qua. E qua vedi quel buco lì è il camino. Da dove Non è solo questione che eravamo dentro. è proprio che qua. E che qua è molta gente. Non è, Qua c'è stata non è proprio solo battaglia. perché eravamo chiuso qua, è la stessa cosa. Sì. Qua ne sono morti di più, perché giù, meno male, erano più riparati rispetto qua. E qui ci sono i sentieri che portavano a altri posti, però non saprei dirti dove portano, e in caso di fuga probabilmente. O risalivano da qua, facevano venire qua le armi, Anche non per lo le so. armi, sì. Io, Che è d'altra parte. Noi siamo andate giù di là, ma a un certo punto il sentiero si perde nel bosco, quindi non vedi più non ha niente. senso neanche andare giù. Io mi metterei qua a fare la Devo fare sessione. No? Se tu non senti niente o anche No, ancora no, sensazione. ragazzi. Vedi che a forza di stare ti metti in ascolto anche se non vuoi, Guarda stavo Pepi, ascoltando. e tu Perché sembra. ero tutto il tempo che L'ascolto è che tu sei attenta a quello che stai facendo in quel momento. Tu eri qui per riprendere loro, quindi ti sei messa in automatico in ascolto. Hai capito? Non è che ti sei messa lì così. Però già essere qui, di stare lì a sentire, ascoltare dentro. eh, Ascoltare dentro. Cosa l'hai percepisci? portato in automatico, hai capito? Non è che Tu non sei una sensitiva, tra virgolette, ma senti. Perché se hai sentito questa sensazione, hai sentito. Sei sensitiva pure tu.
solo che non ti dichiari tale, e neanche noi. È stata pesante, e io che sono meno aperta, diciamo, se non addirittura quasi chiusa, devo immaginare che lei doveva stare proprio. Allora, ti ho detto, mi è preso un... Visto Noi quando ho non detto stavamo devo uscire, bene, eh. Se io di solito non mi sposto, No. Se io dico devo uscire, c'era qualcosa di fortissimo. C'è qualcuno qui? Mi dici come ti chiami? Potresti farmi la cortesia di toccare questo strumento? Quello con le lucette colorate. Adesso non posso. Allora aspetta, chiudo un attimo, dopo ci rivediamo dopo. Io adesso che lui ha detto io, mi fai chiudere. Adesso riprendiamo perché abbiamo fatto una piccola pausa e adesso riprendiamo qui sul piazzale dove sicuramente ci sono stati cannoni, mitraglie e via dicendo, dove c'è stato il clou della battaglia. E vediamo se riusciamo a metterci in contatto con le entità che sono rimaste qui, se ce ne sono rimaste. Allora, parlate? Parlate più forte, sento che dei sussurri. Sei un uomo o una donna? A me sembra una donna. Me lo dici tu? Siete morti qua? Ci raccontate la vostra storia? Ho fatto un po' il volume. Ciao, io mi chiamo Lina, tu come ti chiami? Sì, Lina. Mi sai dire anche loro due come si chiamano? Una è Daniela e l'altra è Isabella. Mi dite i loro nomi? La battaglia qui è stata feroce? Ma spari? Mitraglie, sì. Certo, sì. Siete voi che combattete? Fate sentire un altro po' le mitraglie, i cannoni. Grazie, siete stati gentilissimi, ho brividi. Siete veramente bravi, grazie. Noi vi ringraziamo per il sacrificio che avete fatto per la vostra patria. Ancora, pare. È stata dura? Ancora.
È stata dura? Una giornata tutta. Ce la fate a raccontarci qualcosa di più concreto, più completo? Cannone. Quei pezzi che abbiamo visto sul primo livello erano delle armi, dell'artiglieria? Pari. Parlate pure, anche se non capisco adesso, capirò a casa. Riuscite a toccare questo strumento e a fargli accendere le lucette, non vi fa nulla, non è un'arma. Prendete dagli strumenti l'energia adatta per voi. Rispondete a Isabella, vi ha chiesto perché continuate a combattere. Lo sapete che finita la guerra? Perché non andate in pace? Perché mai? Perché hai risposto mai? Mi pare di aver sentito questo. Sapete che potete entrare nel bardo e continuare il vostro viaggio per l'evoluzione? Cos'è? Ha detto. È il posto dove vanno le anime quando si staccano dal corpo per continuare il loro viaggio. Volete che accendiamo un incenso per voi? Per darvi pace? Dimmi chiaro, volete un incenso? Noi l'accendiamo con stesso, non offendetevi, perché non solo per voi, ma anche perché gli incensi noi li usiamo per vedervi, vi potete far vedere nel fumo degli incensi, vi fa piacere farvi vedere. Io non sento. Ma rispondete pure. Fermatevi un attimo dallo sparare. Ormai è finito tutto. Guardateci bene, vedi che noi siamo in pace, non abbiamo armi.
Ok, chiudiamo un attimo Sì. perché accendiamo di nuovo gli incensi e vediamo cosa succede. Vediamo se riusciamo a riprendere forme che poi analizzeremo a casa. Ok. Chiudo un attimo la telecamera per preparare tutto.